serie, il ciclo di conferenze Le Venezie, che questa sera chiude l'annata 2025 con una conferenza tenuta dal professor Federico Moro, che è qui alla mia sinistra, su Venezia offensiva in Italia 1381-1499, il secolo lungo di San Marco. È l'ultima conferenza di questa annata, ma poi vi parlerà sicuramente della prossima annata che comincerà a febbraio. Saluto anche qui presente Silvia Polese, il segretario generale del nostro sodalizio del Circolo Veneto. Buonasera a tutti. Siamo arrivati alla fine, tempus fugit. Con questa ultima relazione c'è il fuoco d'artificio finale, perché Federico Moro ci ha sempre sostenuto in ogni anno che abbiamo organizzato il progetto Venezie, ed è una persona che, anche se parla per ultima, in realtà traccia il quadro entro il quale tutte le altre relazioni poi dovrebbero rientrare il quadro cronologico. Prima di dire due parole appunto su quanto ci dirà Federico e di presentarlo, non tanto lui perché ormai lo conosciamo, ma quello che dirà, volevo annunciarvi che è già pronto il programma del progetto Venezia per il 2026. Sarà ancora più nutrito perché al posto di 6 ci saranno 7 conferenze. Adesso non ve le elenco, ma insomma ci sono alcune novità, perché due di queste tratteranno di grandi pittori come Tiziano e Giorgione, altri argomenti riguardanti i campanili, un argomento al quale teniamo molto che riguarderà una relazione sul Museo del Risorgimento di Venezia, che voi sapete che è stato chiuso, è finito nei depositi, ma abbiamo dei materiali molto preziosi sui quali vorremmo riportare l'attenzione. E tanti altri argomenti. Uno di questi, ve lo annuncio, riguarderà anche le fortificazioni di Mestre, che è un tema molto sentito dalla cittadinanza. Il programma verrà presentato alla fine di gennaio, poi cominceremo a distribuire la locandina e potrete anche vederlo nei dettagli nel sito del circolo. Bene, stasera Federico ci parla di un momento particolare della storia di Venezia, lo vedete anche dalle date perché sono 1381-1499. Non farò il riassunto di quello che dice, questo non è il senso, ma vorrei fare una considerazione proprio su quell'arco di tempi, perché è un momento della storia di Venezia che riguarda strettamente le vicende di Mestre e soprattutto delle sue fortificazioni. 1381, chi di voi conosce la storia di Venezia sa benissimo che è una data fatidica, perché segna la pace di Torino. Venezia era stata attaccata duramente in laguna dalla flotta genovese, riesce a salvarsi per miracolo, si riesce a stipulare questo trattato di pace, salutato molto spesso dagli storici come una vittoria, ma in realtà Venezia dovette pagare amaramente questo trattato stipulato a Torino. Bene, però dopo quella data noi sappiamo che Venezia, che già conosceva la funzione strategica di Mestre come crocevia, Venezia decide di rafforzare in modo significativo le difese mestrine, e ci sono delle delibere del Senato, che ormai sono abbastanza note tra gli storici, che stabiliscono in più fasi la costruzione delle mura in pietra che circondavano la città di Mestre, e in particolare di una rocca che sorge attorno all'attuale torre dell'orologio. Purtroppo queste mura non esistono più, lo vedremo poi in questa conferenza che terremo l'anno prossimo, tutte le vicende di questo manufatto straordinario della città di Mestre. E se alla fine del 300 dunque Mestre viene profondamente rivalutata e Venezia decide di intervenire con ingenti finanziamenti, è anche vero che il periodo che adesso esaminerà Federico è anche il periodo in cui si deciderà anche la sorte opposta di Mestre, perché nel 400 Venezia si proietterà
abbandonate, soprattutto non più aggiornate alle nuove tecniche di fortificazione che si sono evolute in seguito al progresso delle armi da fuoco, e quindi piano piano Mestre, pur avendo la sua cinta muraria, che sopravvive nel 4 di 500 e anche oltre, non avrà più quelle attenzioni che Venezia le dedicò, proprio perché ormai lo stato di terraferma, come vedremo, come ci spiegherà Federico, è ampliato, e quindi pone il problema della difesa di Venezia e delle sue lagune su una scala territoriale e non più nelle immediate vicinanze. Ecco, questo è il quadro entro il quale Federico poi ci illustrerà la sua tesi, che è rappresentata e ben raccontata in questo libro che io ho qui davanti, che se volete vi invito a leggere e anche volendo ad acquistare. Grazie Federico, grazie a voi, e soprattutto ci rivedremo l'anno prossimo. La prima conferenza sarà il 5 di febbraio, ma verrete avvisati soprattutto se ci avete dato la vostra email. Grazie, buonasera a tutti. Grazie al Circolo Veneto, ad Antonio Manno e al Presidente Costantini e a tutti voi che siete qui questa sera. Il secolo lungo di San Marco è chiaramente una citazione del celebre libro di Eric Osborne, un grande storico inglese, il quale ha definito il Novecento un secolo breve, perché inizia con i primi anni del Novecento, però lo fa finire nel 1989 con la caduta del muro di Berlino. E invece, così ispirato da questo lavoro, sono andato alla ricerca del secolo lungo di San Marco, perché in effetti sono 120 anni. Sono 120 anni assolutamente decisivi nella storia di Venezia, dell'Italia e del Mediterraneo. E io sono particolarmente felice della vicenda di questo libro, perché questo libro esce nella sua prima edizione 6 anni fa. Normalmente dopo 5 anni i libri vanno fuori catalogo e spariscono e finiscono al macero oppure nel circuito dei volumi a metà prezzo. Invece questo libro, come anche altri devo dire che ho fatto, continua a restare ostinatamente in catalogo perché è evidentemente apprezzato, e questo mi rende quanto mai orgoglioso. È illustrato anche con alcune tavole a colori che possono essere così variamente giudicate dal punto di vista artistico, però qua mi piaceva questa immagine del cavaliere, questo cavaliere che è in armatura, con un gonfalone marciano inconsueto, ma in realtà il gonfalone marciano a cui noi siamo abituati era semplicemente la bandiera della Marina e nient'altro. Poi si è esteso l'uso e i colori anche erano sempre molto diversi. Lanciato al galoppo, verso dove? Diceva prima giustamente Antonio Manno, la Pace di Torino è un momento fondamentale nella storia veneziana e nella storia d'Italia, perché mai come durante la guerra di Chioggia Venezia è stata sul punto di soccombere. D'altronde, se pensiamo che era riserrata dentro la laguna, ma con un pezzo di laguna, perché Chioggia era in mano ai genovesi padovani, anche in mano al nemico, con avversari potentissimi ovunque,
che è un disegno che da tempo aleggia nella penisola italiana, cioè quella di riunificare i vari stati che compongono la penisola in un unico stato unitario. I Visconti sono gli eredi di una tradizione che è piuttosto lunga, che cerca di porre fine alla frattura in tanti staterelli che si è prodotta nel momento in cui sono arrivati i Longobardi, quindi svariati secoli prima, e che da allora bisogna aspettare a metà dell'Ottocento per vedere risolta. E i Visconti sono quelli che con maggiore intensità e maggiore efficacia si avvicineranno al risultato. Vedete questi bei colori che danno la misura del livello di frammentazione nell'anno 1300 della realtà politica italiana. C'è un solo colore abbastanza uniforme che è quello del Regno di Napoli, è una eredità normanna e sveva. Gli Angioini si sono persi la Sicilia e così hanno perso la dimensione, la proiezione mediterranea, e hanno permesso che in Sicilia si installino gli aragonesi, il che il fatto che questi catalani siano arrivati fin là avrà delle conseguenze enormi nel futuro della penisola, perché se noi ci domandiamo come sia mai successo che gli spagnoli a un certo punto abbiano instaurato la loro egemonia in Italia, dobbiamo ritornare alla guerra del Vespro e al fatto che i siciliani si scelgano un sovrano di Casa d'Aragona sulla destra, anziché poi per voi alla sinistra se non sbaglio, esatto. Vedete la espansione continua dei domini ottomani. Ci sono anche le date che danno così una visione immediata di questo processo e di questo progresso che è inarrestabile. Ci sono segnalati anche i territori veneziani, come vedete l'Istria non è presente, cioè la Dalmazia non è più presente perché è stata acquisita con la pace di Torino dagli ungheresi. Gli ungheresi che da un pezzo rappresentano il pericolo principale per la Repubblica perché gravitano sull'Adriatico. Ma all'inizio del Quattrocento il grande problema dei veneziani resta Padova. Padova che da 50 anni almeno lotta con Venezia per imporre la propria egemonia, intanto in un ambito regionale, quello veneto-friulano, e che è uno dei motori della guerra di Chioggia, perché di Padovani ci si dimentica sempre, ma in realtà Mestre viene assediata dai Padovani, non dai genovesi, con qualche modesto aiuto ungherese che si sono piazzati a Treviso. Quindi questo problema di Padova che sembrava in un primo momento risolto quando Gian Galeazzo Visconti si stipula un accordo piuttosto singolare con i veneziani per far fuori i carraresi di Padova. Francesco I da Carrara deve abbandonare la città, suo figlio Francesco II Novello ha un breve periodo di governo,
influenza politica del padre, quindi è andato fino a preso Treviso, dopo ha passato il Piave, si è ripreso il Friuli, adesso vuole a ogni costo arrivare a Verona, anzi è appena entrato a Verona, anche di mezzo ci sono i vicentini che non ne vogliono sapere di essere padovani e i vicentini ci hanno chiesto di proteggerli da Padova, ma questo significa la guerra è terraferma. Che cosa dobbiamo fare? Di Francesco II, novella da Carrara. E Jacopo del Verme risponde: uomo morto non fa guerra. E così scoppia la guerra tra veneziani e padovani, quella guerra che è una guerra lampo, perché la sproporzione tra Padova e Venezia è enorme, anche se i carraresi sono immensamente ricchi, però non hanno le dimensioni militari e demografiche per affrontare Venezia. Si consuma con un epico assedio della città di Padova affinché i padovani si stancano e sostanzialmente aprono le porte ai veneziani e così la signoria carrarese ha davvero fine. E siccome si sono ricordati del consiglio di Jacopo del Verme, cosa succede? La famiglia da Carrara aveva 3 rami. Il primo e il secondo vengono semplicemente sterminati. Padri, figli, mogli, chiunque. Il terzo, i papafava che esistono ancora, viene lasciato sopravvivere a patto che assolutamente non si occupino più minimamente di politica, e così hanno fatto fino agli anni 50 del Novecento, perché Venezia era così, era piuttosto determinata, diciamo, nel risolvere i suoi problemi. Abbiamo visto che nel 1402 Venezia ha un'occasione incredibile, potrebbe arrivare a Milano, potrebbe impadronirsi degli stretti dei Dardanelli. Entrambe le opzioni sarebbero molto valide. Non lo fa. La sorte però è ancora benigna in questo secolo lungo di San Marco, perché il 12 ottobre del 1427, durante una delle nuove guerre contro Milano, cosa succede? Il leggendario conte di Carmagnola, il più caro e abile condottiero dell'epoca, l'unico uomo che abbia sconfitto gli svizzeri in campo aperto il 30 giugno del 22 ad Arbedo, con un'invenzione piuttosto singolare, visto che gli svizzeri sono fanteria riunita in quadrati, ha dotato i suoi cavalieri di lance più lunghe e così li ha infilzati e li ha dispersi. Ma Claudio, 12 ottobre 1427, siamo dalle parti di Brescia, l'armata veneziana annienta completamente quella milanese, ma non completamente, di più. Moltissimi morti e feriti, ma tutti gli altri vengono catturati. È l'occasione perfetta per occupare Milano. Se Venezia occupa Milano il giorno dopo, mettiamo che ci impieghi 2-3 giorni al massimo Carmagnola a arrivare a Milano, nasce il più grande stato potente e forte stato territoriale italiano, e Venezia potrebbe tranquillamente portare alla unificazione della penisola. Carmagnola, che purtroppo verrà decapitato solo 5 anni dopo, probabilmente a quel punto innocente, ma la sera di Claudio cosa fa? Si rende conto che ha troppi prigionieri a cui dare da mangiare e, secondo il costume dell'epoca, dopo 2 giorni li libera. 4 giorni dopo le officine lombarde, che sono particolarmente efficienti, danno armi a tutti questi qua, che tornano quindi perfettamente in grado di combattere. E così finisce. E in Levante cosa è successo? Ma è successa una cosa piuttosto semplice. Il 29 maggio del 1416 Pietro Loredan distrugge la flotta turca a Gallipoli. E noi tutti ci aspetteremo che i veneziani si installino a Gallipoli e assumano il controllo degli stretti. Non lo fanno, si accontentano di questo pur eccezionale risultato e dimostrano tra Maclodio e tra Gallipoli, anzi, e Maclodio, che cosa? Una mancanza di visione geostrategica, cioè non capiscono. La
cosa devo fare? Marcio su Milano oppure vado altrove? E il Senato gli ordina di girare intorno a Milano e di andare in direzione di Pavia-Piacenza. Cosa sia accaduto nelle menti dei decisori veneziani? Forse troppa sicurezza, erano convinti di avercela fatta. A Milano, fra l'altro, c'è una forte fazione filo-veneziana che si potrebbe anche utilizzare. Invece prevalgono gli anti-veneziani, varano su tutta fretta la Aurea Repubblica Ambrosiana, chiamano Francesco Sforza, che è conte di Cremona, a comandare le loro forze, e Francesco Sforza ottiene il trionfo di Caravaggio tra il luglio e il settembre del 1448. Caravaggio è una battaglia a cui io dedicherò parte di battaglia, è una serie di battaglie che durano svariati mesi, a cui ho dedicato molte pagine perché è un capolavoro dell'arte bellica italiana del 400. Ci sono impegnati tutti i più grandi condottieri, per dire nella parte veneziana c'è Colleoni, Brandolini, ci sono tutti. E si risolve in una catastrofe per l'armata di San Marco, Milano, e avviene quello che qualcuno a Venezia aveva temuto. Francesco Sforza, vittorioso, torna a Milano e si fa proclamare duca. E quindi rinasce il ducato ostile che a Venezia era invece stato sul punto di eliminare. Ma siccome la sorte gira, no? Prima ti hanno offerto tutta una serie di opportunità, adesso hai una serie di problemi gravissimi. Il 29 maggio del 1453, quindi 4 anni, anzi 6 mesi circa dopo Caravaggio, Costantinopoli cade in mano alla Mehmed II Fatih, il conquistatore, in mani ottomane. La caduta di Costantinopoli è un fatto di straordinaria gravità che viene percepito come tale anche dagli osservatori dell'epoca. Quello che non si comprende è perché Venezia non si sia battuta alla morte per difendere l'agonizzante capitale di quello che si chiama ancora Impero Romano, siccome non si rendessero conto in Laguna che se gli ottomani hanno il controllo dei Dardanelli e anche quello del Bosforo, la ragione stessa per cui Enrico d'Andalo ha promosso la direzione della quarta crociata e conquistato Costantinopoli
passare l'esercito di San Severino. E soltanto questa opera ingegneristica dà di per sé la dimensione dello sforzo fatto. Nonostante questo, però, la vicenda è narrata nel libro con molti dettagli. Purtroppo le operazioni non vanno così bene dopo un primo avvio molto positivo. La pace di Bagnolo del 7 agosto del 1884 è una pace di compromesso che consegna a Venezia da questo momento
avesse voglia di acquistare il libro, e qui ha un prezzo ultra speciale di 10 euro, costava 14, ma per simpatia per il Circolo Veneto e personale verso Antonio Vanno vi faccio questo prezzo ultra speciale. Grazie, allora vi invito ad acquistarlo, e se c'è qualcuno che vuole porre qualche domanda, ecco, c'è Marco, gli do il microfono. Buonasera professore, tanto grazie per l'interessantissima conferenza. Allora io ho due domande veloci. Allora la prima è sull'attributo Serenissima, di cui ha accennato. Volevo capire bene quali sono i significati di questo termine e perché la Repubblica di Venezia se ne fregia da un certo momento in poi e non prima. Mentre la seconda è su un altro protagonista dello scacchiere nel nord Italia tra la metà del 1200 e la metà del 1400, che è confinante con il dominio della Serenissima, che è la signoria dei Da Camino nella zona di Treviso e Feltre e Belluno, e come si è mosso, diciamo, in questo scacchiere di cui lei ha velocemente fatto una panoramica. Grazie. Allora, Serenissima è un fatto propagandistico, in realtà anche Genova dopo si freggerà di Serenissima, e di Serenissime ce ne sono svariate. È così l'affermazione che la Repubblica è molto stabile, molto sicura, molto forte, è appunto Serenissima. Non è che abbia un significato che vada al di là della propaganda politica. E Venezia inaugura una stagione di Repubbliche Serenissime. Quanto ai Da Camino, Treviso ha sempre avuto un ruolo di alleata di Venezia. È sempre stata in questa posizione, probabilmente perché Mestre era territorio di Treviso in antico, questo così a volte passa in dimenticatoio, ma Mestre era proprio diocesi di Treviso, e quindi c'è una comunanza e una vicinanza. E oltretutto perché Treviso tradizionalmente è nemica di Padova, è una situazione speculare a quella di Vicenza. Avendo come nemici Vicenza, Verona e Padova, ovviamente i miei nemici sono miei amici, e quindi ha sempre avuto un rapporto speciale Vicenza con Venezia, al punto che la conquista di Padova e di Verona nel 1405 lo si deve al fatto che sono i vicentini a provocare il conflitto contro Padova e Francesco II Noveto. La stessa cosa succede un po' con Treviso, non per niente per dire, le due città rivali di Cittadella e Castelfranco nascono per controllare la stessa strada che è la Postumia, e nascono come fortezze. Castelfranco anche nel nome, perché viene popolata con gente che viene esentata dalle tasse purché si trasferisca lì e combatta per il comune di Treviso. Allora, e
così tanti e sono falcidiati dal solito clima del sud che già tanti guai produsse agli Svevi e a tutti coloro che provengono da Oltralpe. In secondo luogo, lui, Carlo Tau, ha potuto fare questa sua discesa facile perché in parte gli hanno aperto le porte, in parte nessuno lo minacciava, a cominciare da Lodovico Sforza, che è il duca di Milano, usurpatore però, e sicuramente Venezia, ma anche, per dire, il Papa. E invece, quando lui arriva a Napoli, improvvisamente, diciamo, tutte queste forze sbriciolate trovano un minimo comune denominatore nel voler eliminare la presenza francese. E quindi lui a Napoli si rende conto che su al nord, in pianura padana, si sta concentrando una grande armata che non può che prenderlo alle spalle e tagliargli ogni rifornimento. Lui ha lasciato Luigi d'Orléans dalle parti di Novara, ma Novara resiste e non è in grado Luigi d'Orléans di aiutarlo. Nessuno è in grado di aiutarlo, rischia di restare intrappolato a Napoli e allora torna indietro. In effetti la scelta è sensata, addirittura aveva pensato di rientrare via nave, però il controllo del mare da parte dei veneziani e dei genovesi insorti è tale da impedire questa soluzione, deve farlo via terra. Lo fa per la strada che ho già seguito, che è la più breve, e diciamo che è anche baciato dalla fortuna perché sinceramente se invece che aspettarlo a Fornovo sul Taro lo avessero aspettato a Pontremoli, cioè oltre il displuviale appenninico, probabilmente non avrebbe avuto scampo. Anche a Fornovo ha una fortuna sfacciata perché il piano di Francesco II Gonzaga è buono, se non che commette un errore, e l'errore che commette Gonzaga è duplice, uno è meteorologico, cioè pioverà e il Taro ha un regime torrentizio, con il risultato che la cavalleria avrà passato il fiume e resterà tagliata fuori dall'altra parte, priva del sostegno della fanteria, che è quasi tutta veneziana e che resta ferma. E resta ferma perché? Perché Gonzaga ha dato ordine al suo che solo il suo fratello possa ordinare ai fanti di muoversi, ma suo fratello muore nelle prime fasi della battaglia, quindi nessuno pronuncerà quell'ordine, nessuno avrà il coraggio di disobbedire all'ordine e di portare i fanti dall'altra parte. Così i cavalieri passati sulla sponda sinistra si trovano a combattere una battaglia in inferiorità numerica. Questo benché gli italiani siano superiori in realtà di numero. E nonostante questo, Carlo Tau ha una fortuna sfacciata perché un gruppo di cavalleggeri milanesi gli arriva addosso e sta per catturarlo e riesce in qualche modo a sfuggirgli. Gli stradioti gli portano via corona, scettro, tutto quanto ha, quindi e viene salvato da Jacopo Trivulzio, detto il Magno, che è l'ideatore della manovra che permette ai residui francesi di sganciarsi in qualche modo. E Francesco II Gonzaga non lo insegue, cioè le fa tutte praticamente durante questa battaglia. Detto questo, l'esito di Fornovo testimonia che aveva avuto ragione nel tornare indietro, perché se con un po' meno aiuto da parte della sorte, della buona sorte, l'Italia sarebbe diventata la sua tomba. E non Amboise, che comunque è una tomba così, un po' triste, diciamoci la verità. Un'altra domanda. Io volevo chiedere questo. Venezia diciamo, aveva grandi territori, grandi possedimenti, sterminate popolazioni da controllare e la città all'interno aveva una sua struttura sociale molto ben definita, c'erano i mestieri, c'erano le varie funzioni molto ben organizzate. Ma e come faceva? Ecco, i metodi di arruolamento, perché per le battaglie ci volevano comunque forze ingenti.
spaventata, ha detto ma potrebbero richiamarmi, certo perché aggiornano anche quello delle ragazze adesso perché i maschi sono troppo pochi. Ci è rimasta malissimo, devo dire. A Venezia era la stessa cosa, non avevano i registri delle donne, però e mantengono questa struttura. Quindi in realtà, tra l'altro i veneziani sono bravissimi in moltissimi campi, sono dei balestrieri straordinari perché sono abituati sulle navi, sono dei grandissimi arcieri, sono dei ingegneri impagabili perché sono abituati a bordo delle navi, quindi hanno alcune specificità che in altri eserciti non si trovano. Però, ripeto, fino alla guerra di Chioggia sostanzialmente combattono milizie cittadine. Infatti i veneziani non sono considerati bravissimi su terra. Dopo Chioggia prevalentemente sono truppe di vettura, però a lunghissima ferma, quindi pressoché stanziali, integrate sempre però dalle famose cernide. Chi ha letto le commissioni in italiano esiste cernide, sono quelli che sono scelti, no? Sono cernitati dagli elenchi, vengono sorteggiati e uno è sorteggiato e deve prestare servizio. Bene, una piccola considerazione di chiusura e una domanda secca per Federico per concludere. Questa proiezione di Venezia in terraferma ha sicuramente, come sappiamo anche dai documenti, indotto una spaccatura nel Senato veneziano, perché alcuni patrizi già fin dal 400 intervennero dicendo che il destino di Venezia era sul mare, che quindi l'avventura intrapresa in terraferma avrebbe portato dei seri problemi, e altri invece che erano contrari. Io vorrei sapere, dato che questa è una questione che molti storici si sono posti, cosa ne pensa Federico? No, è così, è una spaccatura netta che segna il